Noi abbiamo sfruttato anche delle buone giocate al primo tempo, siamo riusciti a passare con un doppio vantaggio. Nel momento cruciale della partita siamo rimasti anche uno in meno e ho cercato sempre di tenere i due attaccanti, se tu ci hai fatto caso, fino a un certo punto della partita. Poi ho cominciato a capire che magari potevamo avere qualche difficoltà, soprattutto perché loro spingevano, avevano il vento a favore, cercavano giocate, cercavano posizioni, cercavano calci d'angolo, cercavano di recuperare. Abbiamo trovato una squadra che gioca anche un buon calcio, tanti ragazzi, senza tralasciare che la mia squadra aveva fatto l'ultimo primo tempo e una buona parte del secondo tempo. Abbiamo sperato anche la possibilità di passare sul 3-0, abbiamo subito il 2-1 a pochi minuti alla fine, è normale, subito un po' di paura, qualche calcio d'angolo, qualche situazione di mischia e sono riusciti a ottenere questo 2-2, dove poi alla fine ti può rimanere il rammarico, però devi essere sportivo e dire che Castelbuono fino alla fine ci ha creduto di pareggiare, come ci siamo riusciti noi domenica scorsa, ci è riuscito anche il Castelbuono 8-0. Per cui ho detto ai ragazzi che ci teniamo la prestazione, c'è il rammarico e lo scolamento di non aver ottenuto questi 3 punti, però già dobbiamo pensare alla prossima perché soffermarsi significa trovarsi in difficoltà anche nelle prossime giornate, per cui dobbiamo pensare che già da martedì dobbiamo rimetterci di nuovo in moto e cercare innanzitutto di recuperare quegli uomini che in questo momento sono fuori e poi vedere se nel calciomercato abbiamo ancora qualcosa da fare, cercare di rinforzare anche la squadra in qualche rimasto. Contrasto e non, perché non si è neanche capito, ho sentito questo dolore forte alla testa della caviglia, però non era nemmeno doppio, per cui poi prossime 24-48 ore penso con una radiografia, qualcosa, insomma, a livello clinico cosa che farà, vedremo un po' che cosa è l'entità del danno, con la speranza che non ci sia niente di essere soltanto più la paura che tutt'altro. Peccato perché sappiamo che Vigo e Benzacampo è uno che ha giocate, ha corsa, fase di possesso è uno che gioca abbastanza bene, in fase non possesso è uno che recupera tanti palloni, però va bene, dai. Chi è subentrato ha fatto anche bene, era cintura, peccato perché poi con il doppio giallo ci siamo ritrovati a rincorrere sempre e come ho detto prima ho cercato di tenere fino all'ultimo i 2 attaccanti, ma quando ho visto che ancora a Castelbuono spingeva, tante volte è meglio cercare di mettere qualche altro centrocampista in più, però poi alla fine ho visto tante volte non basta nemmeno, però sono contento dei miei ragazzi, della prestazione e di aver fatto un'ottima partita, perché quello che mi tengo, se non il risultato non mi ha premiato, la prestazione penso che sia sotto gli occhi di tutti, giocare in 10 contro 11, noi abbiamo sperato sul 2-0, poi di volta il 3-0, addirittura in un tiro con Tripoli, dove è stato bravo il portiere, un po' meno bravo Silvio, però ormai dobbiamo archiviare e pensare alla prossima. Doni è stato tutta la settimana con febbre, vomito, per cui non lo potevo nemmeno utilizzare. Se avete fatto caso, avevamo tanti infortuni ed arrivavamo a 17 persone, 17-18, ma 1-2 non erano nemmeno utilizzabili al 100%. Però, ripeto, non siamo qui a giustificare l'eventuale pareggio perché mancava uno, mancava l'altro. Ma io dico che questi ragazzi, come il Castelbuono, hanno tirato fuori una grande prestazione. Penso che con tutto questo freddo la gente che è venuta a vederci non si sia annoiata.